Le date sono ancora da stabilire, ma una cosa è certa: 3 giorni di sciopero dei lavoratori del porto commerciale di Venezia e Chioggia non si erano mai visti, ma la situazione è tale da richiedere una presa di posizione forte, perché qui oramai è opinione diffusa che in ballo ci sia la stessa sopravvivenza, e per un motivo che ha dell'incredibile: nonostante la disponibilità dei fondi, da tempo in laguna non si effettua la manutenzione dei canali, il fango cresce e il fondale diminuisce. In 2 anni ci sono state 7 ordinanze della Capitaneria di Porto, l'ultima ha ridotto a 10,20 metri il fondale, limitando quindi ulteriormente il numero di navi che possono arrivare. È evidente che questo porto in queste condizioni non riesce a lavorare. Le navi non riescono a entrare, non riescono ad arrivare in banchina, non si scarica la merce e i nostri portuali di questo soffrono, tutto il lavoro portuale soffre, anche quello non solo del lavoro dipendente ma anche delle imprese collaterali e dell'indotto del porto. Questa è una situazione gravissima che non possiamo più tollerare. In un labirinto di enti e competenze, il primo a denunciare che la misura era colma era stato proprio il presidente dell'autorità di sistema portuale Pino Musolino. Una decina di giorni dopo, alla Commissione Ambiente della Camera, il deputato Nicola Pellicani aveva ricevuto rassicurazioni sull'inizio dei lavori dal sottosegretario all'Ambiente Roberto Morassut. Le nostre richieste è che le istituzioni, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Trasporti, il Provveditorato abbiano il coraggio di assumersi le loro responsabilità e finalmente dare corso al protocollo fanghi, in maniera tale che si faccia la manutenzione. Il porto di Venezia ha già perso una portacontainer di 8.500 TEU e probabilmente anche altre 7 navi oceaniche. La stima è di oltre 40.000 container in meno entro la fine dell'anno, che si aggiungono ad un quadro di riduzione di arrivi di oltre 100 navi dall'inizio dell'anno. Un danno enorme. Noi perdiamo dei contratti e delle contrattazioni che dovevamo fare, che a questo punto le compagnie si stanno fermando perché dicono fra gli scavi del canale, i container che non arrivano, le ordinanze che non vengono fatte, e questo crea un problema anche per noi che dobbiamo tutelare i lavoratori e fare dei contratti per queste persone. Mio padre mi ha insegnato che non entrando le navi non si mette il piatto di pasta asciutta sopra la tavola, e quindi stiamo rischiando tutti quanti il posto di lavoro perché non si capisce bene il perché di questa cosa.